Infine il giuramento del nuovo governo giallo-rosso. Il ministro per gli affari regionali Boccia: faremo l'autonomia nel rispetto della Costituzione. Zaia: quella tra Movimento 5 Stelle e PD non è un'alleanza, è un abbraccio mortale. Avrebbe acceso il gas nel suo appartamento per far esplodere l'abitazione. La squadra mobile di Padova ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un padovano accusato di strage. 4 colpi in una sola notte in pub e bar del centro di Treviso, rubati i soldi e in un locale i ladri hanno anche mangiato il cibo della dispensa e cresce la preoccupazione tra gli esercenti. Identificato e denunciato dai carabinieri l'uomo che venerdì scorso aveva avvicinato una giovane a Treviso aggredendola e fuggendo insieme ad un altro uomo. Si tratta di un pakistano di 36 anni. Un runner 58enne vicentino è morto ieri sera a Recoaro Terme lungo un sentiero. A trovare l'uomo senza vita un escursionista che ha dato l'allarme. Nel Bellunese 2 giovani salvati nella notte dal soccorso alpino. La FIP, azienda di Selvazzano nota per aver prodotto le cerniere del Mose, chiude i battenti, licenziati 78 lavoratori. Ieri alla Mostra del Cinema di Venezia obiettivi puntati su Chiara Ferragni. Oggi è il giorno di Roberto Saviano con il suo film Fuori concorso. Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di Antenna 3, in primo piano la politica, perché questa mattina davanti al Capo dello Stato Sergio Mattarella il giuramento dei nuovi ministri che formano l'esecutivo, il neonato esecutivo giallo-rosso, a trazione Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Hanno sfilato i nuovi ministri dopo le fasi convulse che lo hanno preceduto, prima dell'ok definitivo da parte del Premier Giuseppe Conte, con la presenza di 7 donne all'interno di un esecutivo e di un veneto della vecchia guardia dei 5 Stelle. Si tratta di Federico D'Inca, nuovo ministro dei rapporti con il Parlamento. Intanto il governatore della regione Veneto Luca Zaia già si fa sentire sulla questione dell'autonomia. È un abbraccio mortale che nasce passionale, ha detto, oltre che la prova provata di quello che abbiamo sempre detto. Un'alleanza molto discutibile, continua il Presidente del Veneto. Se diamo per scontato che sia reale, che sia un buon campione del movimento, viene fuori che 4 militanti su 5 sono tornati all'ovile, e cioè a sinistra. Lo hanno fatto senza struggimenti e senza sofferenza, semplicemente hanno detto sì al PD con passione. E sulla questione autonomia è intervenuto anche il nuovo ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, che prima di giurare di fronte a Mattarella ha detto: faremo l'autonomia rispettando la Costituzione. Ci sono già punti di incontro con il Premier Conte. E sulla tenuta del neonato governo abbiamo chiesto il parere dei cittadini. Secondo lei quanto durerà? Spero poco, perché è un'alleanza del c***o. Tutto è possibile in politica, per cui sì, è andata così. Questo è solo è una dittatura a tutti gli effetti. Io spero tanto, perché appunto è l'unica scelta che potevano fare. Insomma. Non penso niente, perché ormai ci sono sorprese tutti i giorni. È fiducioso o spera che cada? Io spero che cada. Che cada. Lei non è contenta? Assolutamente. Lei invece? Lasciamo perdere. Pure? È arrabbiata? No, arrabbiata no, ma schifata sì. Non durerà, ma neanche non faranno niente, purtroppo. Questo governo chiaramente ci vorrebbe Nostradamus, però io credo che duri, perché ci sono troppi interessi dai parlamentari e poi l'Europa e tutto quanto, quindi c'è buoni sponsor. Certo, la natura umana è fatta di stolti, magari io sono tra quelli, però se non fanno gli imbecilli dura. Sono contro Salvini per la sua arroganza e per questo fatto di incitare gli altri a detestare questi poveri disgraziati. Spero che duri, perché per il bene dell'Italia e basta, che si faccia la legislatura senz'altro, spero proprio. Di Maio penso che sia un po' messo in disparte, Renzi sta dietro, ma penso che il regista è stato lui. Bisognava andare alle elezioni, direi che è uno scambio proprio di figurine, perché l'alleanza di prima non aveva niente a che vedere con quella attuale e si sono messi assieme i due che si dicevano di tutto, che si insultavano tutti i giorni. Sembra un po' poco coerente. Che Dio ce la mandi buona.
La cronaca a partire dall'operazione della squadra mobile di Padova che ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un padovano a cui è contestato il reato di strage. Ci spiega tutto in diretta Federico Fusetti, buongiorno. Buongiorno da Padova, la squadra mobile ha fermato un padovano di 37 anni con un'accusa molto pesante, quella di strage. Strage è un reato che prevede il fatto che la persona per cercare di uccidere qualcuno metta a repentaglio l'incolumità pubblica. Cosa è accaduto? È accaduto che il 30 agosto, secondo la ricostruzione della questura, l'uomo che vive in un appartamento, in un condominio in zona brusegana a Padova, abbia, secondo appunto gli investigatori, è successo che abbia un po' ideato un piano per far crollare addirittura il condominio in cui viveva. Ha infatti tagliato il tubo del gas in cucina, ha chiuso quasi ermeticamente le finestre, poi ha acceso una candela nella stanza più lontana rispetto alla cucina, di modo che quando l'appartamento fosse completamente saturo di gas sarebbe esploso a contatto con il fuoco, e quindi avrebbe, secondo i rilievi dei vigili del fuoco, potuto addirittura far crollare l'intero condominio, che è composto di 12 appartamenti. La fortuna ha voluto che una vicina di casa sia passata davanti alla porta dell'appartamento dell'uomo e abbia sentito un forte odore, allertando così i vigili del fuoco e poi successivamente la questura. L'uomo non era in casa ed è stato rintracciato alcune ore dopo dagli agenti della squadra mobile mentre giocava a scacchi ad Abano. Secondo gli investigatori era, diciamo, un piano architettato per potersi addirittura creare alibi e quindi a distanza di qualche ora essere in un posto completamente diverso, appunto a giocare a scacchi, sua grande passione. Per il momento è tutto, nello studio. Grazie a Federico Fusetti. Ci spostiamo a Treviso, dove è finito l'incubo del maniaco che aveva aggredito una giovane in città palpeggiandola e poi fuggendo. I carabinieri lo hanno identificato. È stato denunciato in stato di libertà l'uomo che il 30 agosto scorso aveva molestato la badante moldava che in via dei Dall'Oro era in attesa con la bici di incontrare dei parenti. Si tratta di un pakistano con precedenti penali fermato dai carabinieri della stazione di Treviso. Grazie alla descrizione della donna e alle immagini di videosorveglianza che avevano immortalato l'uomo prima dell'aggressione, si è riuscito ad identificarlo. L'altra persona che era in sua compagnia invece risulta essere estraneo alle violenze, come poi ha confermato la stessa ragazza durante il riconoscimento avvenuto dai militari. I carabinieri hanno detto che non c'era la telecamera proprio vicino di là, hanno guardato loro. E invece io, quando ho detto che loro sono entrati a Cona, loro hanno fatto per prendere dalle 7 fino alle 8 chi passava, chi usciva dal Cona, perché loro erano entrati a Cona. Ancora sotto shock la donna, arrivata un anno fa a Treviso, non parla con nessuno, è chiusa in casa da quel venerdì pomeriggio, quando è stata avvicinata dal pakistano con la scusa di chiedere delle informazioni, cercando dopo di palpeggiarla. I parenti, preoccupati per il suo stato, hanno deciso di farsi aiutare da un medico. Ha paura di uscire da casa e andare a lavorare. Le parole della zia, che ha aiutato i carabinieri con una foto scattata con il suo cellulare ad uno dei due uomini durante le molestie. Secondo te si riprenderà da questa paura? Lo spero che di sì, anche vogliamo che si riprenda più presto per vedere in così situazione. Mi dispiace, non va bene. Lei è venuta qui per tirare su i suoi figli. Di tornare a casa lei perde, diciamo, tutto. Lei non può tornare a casa, lei deve restare e tirare su i suoi figli, basta. Una vita spesa per i figli e a lavorare per mantenerli. Chi la conosce spera che non ritorni nel suo paese di origine, ma la figura di quell'uomo è ancora incisa nella mente della donna, una violenza morale prima di quella fisica. E restiamo in centro a Treviso, dove cresce la preoccupazione tra gli esercenti per una serie di furti, ben 4 in una sola notte, messi al segno ai danni di un'edicola, pub e bar del cuore della città.
Raffica di furti nel cuore di Treviso, i ladri hanno colpito ben 4 volte. In piazza Duomo i malviventi, dopo aver divelto la porta d'ingresso, hanno fatto irruzione nel bar Duomo Young ed hanno portato via dalla cassa 500 euro. Arrabbiato il titolare, che ha presentato denuncia ai carabinieri e che dalle immagini delle videocamere di sorveglianza spera si possa arrivare all'identificazione dei malviventi. Poco distante altro furto, questa volta nel mirino l'edicola che si trova all'angolo con via Cornarotta. Qui i ladri si sono dovuti accontentare di 30 euro. E poi ancora in piazza Pio X, questa volta il colpo è solo tentato, non riescono ad entrare al caffè centrale ma rompono la serratura provocando un danno di 700 euro. Non solo, ma la notte prima ad essere visitato dai ladri anche l'Helmut Pub. Qui hanno prelevato la cassa, si sono portati via anche 2 tablet e non contenti hanno pensato, visto l'ora, di fare uno spuntino. Dopo aver cenato e bevuto birra, indisturbati sono fuggiti. La rabbia e l'esasperazione degli esercenti e dei commercianti che chiedono maggiore sicurezza. Nel Bellunese 2 giovani escursionisti tratti in salvo in Val di Zoldo. Ci racconta tutto in collegamento Tiziana Bolognani. Buongiorno. Buongiorno da Belluno, come avete detto da studio, 2 escursionisti sono stati recuperati nella notte dal soccorso alpino della Val di Zoldo. Si tratta di 2 ventenni, lui di Padova, lei di Dolo, in difficoltà sopra il rifugio Bosco Nero. La coppia era partita ieri pomeriggio da Passo Cibiana con l'idea di fare un giro ad anello di un'oretta e mezza e rientrare. Arrivati però a un bivio avevano iniziato a seguire la traccia che sostituisce il sentiero che porta verso il Bosco Nero ed è assai impegnativa, finché senza luci e completamente disorientati si erano fermati e avevano chiesto aiuto. La centrale operativa del 118 li ha geolocalizzati, ha fornito le loro coordinate GPS alla squadra, partita subito con una jeep e che poi è stata costretta a proseguire a piedi trovando la strada bloccata da un mezzo pesante. In un'ora di cammino i 4 soccorritori hanno raggiunto la zona a circa 1500 metri di quota e individuato i ragazzi che facevano segnali luminosi con il cellulare verso Forcella della Calada. Assieme alla coppia di giovani, incolumi fortunatamente, sono quindi scesi a Pontesei, da dove li hanno riaccompagnati alla loro macchina al Passo Cibiana. L'intervento si è concluso verso la mezzanotte. È tutto, a voi. Grazie a Tiziana Bolognani. Nel Vicentino Recoaro Terme purtroppo un runner di 59 anni vicentino ha perso la vita ieri sera, colto probabilmente da malore mentre stava correndo in salita verso Recoaro 1000 lungo il sentiero Soldà. A dare l'allarme poco dopo le 19 una ragazza che stava scendendo e si è imbattuta in un uomo esanime a terra. Una squadra ha raggiunto il luogo con l'ambulanza medica e un infermiere e ha caricato entrambi a bordo del mezzo fuori strada. Sul posto anche i carabinieri sono aggiunti a 800 metri di quota in località Covole dove sono state praticate le manovre di rianimazione, ma purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare. L'economia, perché la FIP di Selvazzano, azienda nota per aver prodotto le cerniere del Mose, chiude i battenti, a rischio 78 lavoratori. Ci spiega tutto Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Buongiorno da Padova. FIP Industriale SPA di Selvazzano chiude i battenti, 78 licenziamenti. Questo è l'epilogo della crisi aziendale che ha colpito la ditta nota per aver prodotto le cerniere del Mose, una crisi sopraggiunta anche a seguito dell'inchiesta che ha travolto la grande opera pubblica veneziana. L'11 giugno scorso la FIP Industriale aveva aperto una procedura di mobilità per 84 dipendenti sui 95 in forza. Poi il serrato confronto fra i sindacati e l'azienda, durato per settimane e finito sul tavolo istituito presso la direzione lavoro della Regione Veneto, si è concluso ieri con la sottoscrizione di un accordo che prevede il licenziamento a seguito della chiusura definitiva del ramo edile di 78 lavoratori, dei quali 51 della divisione edile e 27 relativi agli uffici cosiddetti di staff, con il riconoscimento di un incentivo all'esodo nei loro confronti. Nonostante al termine di questa trattativa si sia raggiunto un accordo, rimane l'amarezza, spiegano i sindacalisti della CGIL che hanno seguito l'avvertenza. Un'amarezza per aver dovuto assistere alla fine di un'impresa così importante per il territorio, una conclusione che non è all'altezza della storia della FIP Industriale, chiudono i sindacati. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Buon lavoro anche a Valentina Visentin. Mentre il debito pubblico sale, quello veneziano scende. La presentazione del bilancio consolidato del gruppo Città di Venezia presenta tutte le voci in positivo, ha detto l'assessore Zuin. Venezia si candida a modello nazionale.
Da una situazione in cui siamo entrati di quasi pre-default del Comune di Venezia si è passata a una situazione invece che dimostra virtuosità e l'aver veramente rimesso a posto i conti del Comune e il bilancio del Comune. Chissà se il modello Venezia è applicabile anche a livello nazionale. La domanda appare inevitabile vista la scelta dell'assessore Michele Zuin di presentare i dati del bilancio consolidato del gruppo Città di Venezia, comune più partecipate, mettendo a confronto i 4 anni di diminuzione del debito consolidato di Cafarsetti con i 4 anni di aumento del debito pubblico italiano. Un risultato ottenuto da un punto di partenza poco rassicurante, senza alzare le tasse e tagliare i servizi, assicura Zuin, elencando i punti principali di quello che potrebbe comporre un bignami per amministratori pubblici. Prima, efficientare le direzioni del Comune e capire se effettivamente quello che chiedono quando fanno un bilancio di previsione è quello che effettivamente serve o stanno chiedendo di più. 2, stessa identica cosa per le società partecipate. 3, curare la liquidità. 4, evitare sprechi chiaramente e consulenze inutili, e 5, lavorare tanto con tutti quanti gli assessorati e cercare la collaborazione di tutti. Fin qui i numeri, ma ad essere oggetto di dibattito sono anche le scelte politiche. Dalle opposizioni si denuncia ad esempio un risultato ottenuto da un lato con alienazioni, vale a dire le vendite dei beni pubblici, dall'altro grazie ad una congiuntura favorevole che ha visto il rifinanziamento della legge speciale di Venezia e la scomparsa dei lacci e lacciuoli del patto di stabilità. Col patto di stabilità abbiamo dimostrato che noi l'avremmo sempre rispettato se ci fosse stato anche il vecchio patto di stabilità che aveva così dato tanti problemi alle giunte precedenti. Per quanto riguarda le alienazioni, qualcosa è stato fatto per chiaramente poter fare gli investimenti e soprattutto in terraferma. Il rifinanziamento della legge speciale lo abbiamo chiesto noi e ci è stato dato e speriamo di arrivare il prossimo anno a finanziare gli investimenti direttamente al bilancio senza dover fare alienazioni o nuovo debito. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con una segnalazione arrivata alla nostra rubrica Lo dico ad Antenna, è quella di una famiglia che da 44 anni vive in via Orlando a Campalto e a causa di interventi si ritrova barricata e senza più servizi da mesi. Per noi è cambiato tutto, ci hanno messo proprio agli arresti domiciliari, perché noi non possiamo più neanche andare usciti di casa nostra. Dopo 44 anni nella stessa casa, una coppia di anziani e il figlio residenti in via Orlando a Campalto si ritrovano quasi imprigionati a causa dei lavori di viabilità che hanno portato a chiudere l'unica strada per loro accessibile. Abbiamo una strada tutta rotta, che ce l'hanno destata per mettere giù la corrente, dopo 2 giorni dovevano venire, era marzo che siamo così, anzi siamo andati sotto acqua, abbiamo chiamato uno con una scavatrice che venga un po' a levarci il terreno, che avete visto ci sono ancora le montagne di terra e tutta la stradina che noi da 44 anni ce la siamo sempre asfaltata. Naturalmente a spese loro. Questo però non è certo l'unico problema a cui questi 2 anziani devono far fronte ormai da mesi. Per portare la spazzatura in strada dobbiamo fare quasi 1 chilometro di strada in bicicletta o a piedi. Mio marito non ha la patente. Cosa facciamo? E così non potete neanche più prendere l'autobus? No, dobbiamo fare tutto il giro del mondo, una rotatoria che ci sono 3 strade principali che vanno all'aeroporto, alle spiagge, al casino. Pensi lei cosa abbiamo in questa strada? Mentre prima vi era tutto comodo. Sì, guardi, attraversavamo qua, di là, 3 minuti, perché io li contavo, 3 minuti ero in strada, appoggiavo la mia bicicletta al centro Don Vecchi, che anzi con gli anziani avevamo un po' che parlavamo. Non vedo più nessuno, noi siamo agli arresti domiciliari, è in pericolo di vita tutti i giorni. Per attraversare la strada ci basterebbe un piccolo semaforo a pulsanti, solo che per andare a piedi ci basterebbe solo quello, con la bicicletta o a piedi. La rabbia è tanta. Non ho più visto nessuno. Capisco che ci sono state le ferie, adesso cominciamo ad andare verso l'autunno e se cominciamo le piogge cosa facciamo? Ha visto in che stati è questa stradina? Io la voglio come era prima,
e voglio i vasi delle immondizie, perché io faccio la raccolta differenziata da tanti anni e la porto in strada, però non è giusto che io devo muovermi con una macchina a 78 anni per portare l'immondizia per i signori che pago un po' di bollette, perché non è che mi facciano gratis, pago le bollette 80 euro, pago quasi 300 euro all'anno e siamo in 2 vecchi, è una vergogna, veramente una vergogna. E chiedo anche al sindaco Brugnaro che venga a vedere in che situazione si hanno messo. I coniugi non hanno intenzione di arrendersi e se nessuno interverrà al più presto sono pronti ad azioni eclatanti. Insulti razzisti contro una ventenne padovana in questi giorni impegnata a Jesolo per Miss Italia. La ragazza originaria dello Sri Lanka ha ricevuto l'incoraggiamento dell'ex reginetta Danny Mendez. Selvi Toruca Fernando è una bellissima ventenne di Villanova di Campo San Piero. In questi giorni ha lasciato la sua casa per affrontare a Jesolo l'esperienza di Miss Italia. Capelli lunghi, neri, un sorriso dolce, una bellezza acqua e sapone. Sevmi è nata in Italia da genitori arrivati qui dallo Sri Lanka circa 30 anni fa. A pochi giorni dalla finale dell'80ª edizione del concorso che incoronerà la più bella del paese, Sevmi è stata presa di mira dai leoni da tastiera, meglio noti come haters. La giovane Miss in gara con il numero 62 è stata vittima di attacchi sui social per il colore della sua pelle, ma anche grazie ai social ha ricevuto sostegno, in particolare l'incoraggiamento da Miss Italia 1996 Danny Mendez, anche lei all'epoca della vittoria oggetto di polemiche. Danny, che sarà a Jesolo per seguire il concorso, ha scritto su Instagram un messaggio a Sevmi: auguri, in bocca al lupo, poche parole ma che hanno reso felicissima la ragazza. Il suo telefono in questi giorni è staccato, non può parlare perché è impegnata nelle prove prima dello spettacolo che inizierà venerdì sera, ma sempre attraverso i social network la ventenne di Villanova di Campo San Piero racconta le giornate ricche di emozioni. Lei è italiana, nata e cresciuta qui, questo è quello che conta. Le cattiverie e gli insulti razzisti non devono rovinare il sogno di questa ragazza così volenterosa e determinata. Sevmi tira dritto, ora pensa al concorso, poi si vedrà se agire per le vie legali con gli stupidi che l'hanno insultata. E adesso andiamo al Lido di Venezia con Lorenzo Maier per sapere che cosa c'è oggi in calendario alla Mostra del Cinema. Ieri intanto è stata la giornata di Chiara Ferragni. Buongiorno Lorenzo. Ciao Francesca, buongiorno a te, buongiorno a tutti voi. Allora, oggi è la giornata di Roberto Saviano, è lui la star del giorno, che è già passato da un paio di giorni qui a Lido, sta facendo una serie di incontri, ma che è qui alla mostra perché questa sera alle 22:30 in Sala Grande passerà un film che è ispirato al suo romanzo Inchiesta. Molto gentile, Saviano è sempre seguito dal suo staff, ma si è dimostrato molto cortese e gentile sia con i fans sia con i giornalisti, quindi potremmo dire che dopo il ciclone Ferragni c'è un altro ciclone di altra natura, Saviano con la sua lotta contro la mafia. Vi do anche una curiosità: poco fa all'Excelsior c'è stato un po' di trambusto proprio perché subito dopo il passaggio di Saviano era stata abbandonata da un ospite una borsetta che ovviamente ha fatto scattare tutte le procedure del caso. Tutto si è risolto bene, nel senso che l'ospite poi è tornato sui due passi, ma il sistema di sicurezza della mostra è l'ulteriore conferma che regge molto bene. Per quanto riguarda il concorso, diciamo le battute finali e la caccia al leone è aperta. Probabilmente domani sapremo qualche indiscrezione sui premiati di sabato, ma qua già da qualche giorno impazza il Toto Leone e Jacuzzi è in pole position, anche se anche il film di Mario Martone è stato molto apprezzato. Oggi in concorso passa un film di Robert Guanding, Gloria Mondi, che ripropone il dramma di una famiglia da salvare in preda alla crisi. Anche questo è stato un film molto apprezzato dai critici. Le due ultime notazioni sono sbarcati a Lido tra gli altri anche David Cronenberg e Andrea Limasin, che sono stati molto acclamati dai fans,
e allo stand della Regione Veneto è stato presentato il programma della Treviso Film Commission per quanto riguarda tutti i film ambientati nella Marca. Da Venezia per il momento, se non hai domande Francesca, è tutto, a questa sera. Grazie Lorenzo e buon lavoro a te. Siamo in chiusura, subito dopo di noi ore 13. Era meglio la politica tradizionale? La domanda alla quale cercheremo di dare una risposta insieme agli ospiti in studio Giampaolo Gobbo, Remo Sernagiotto e Settimo Gottardo. Questa sera poi torna puntuale 20:10. Adesso previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata. Benvenuti al Meteo. Il tempo si mantiene buono sul nostro territorio, salvo per l'ormai consueta variabilità sui monti. Ma vediamo insieme il dettaglio di giovedì 5 settembre. Sul Veneto sarà soleggiato dappertutto, il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Come detto, sui rilievi al pomeriggio potrebbe annuvolarsi e non si escludono anche degli acquazzoni. In pianura invece resterà asciutto e stabile. Clima gradevole, più fresco, con temperature minime tra i 12 e i 18 gradi, valori massimi tra i 27 e i 30 gradi circa. Anche sul Friuli Venezia Giulia sarà una bella giornata di sole su tutte le province. Saranno possibili soltanto occasionali piovaschi sui confini alpini. Temperature minime tra 14 e 20 gradi, massime comprese invece tra i 28 e i 30 gradi circa. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove inizialmente sarà soleggiato, poi tenderà a coprirsi anche con qualche temporale a carattere sparso. Temperature minime sui 15 gradi, massime tra i 26 e i 29 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.